Saranno lo Sascherridoras, le donne cernitrici che lavoravano nelle miniere di Lula e dell'Iglesiente a costituire il filo conduttore della 20ª edizione del festival Hilos de Estiu proposto da Domus Teatro a Lula e nei comuni di Biti, Sarule, Posada e Onanì. Enrico palinsesto alla rassegna, che prenderà il via il 20 luglio, è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Elena Musio, direttore artistico del festival, la regista Pierangela Calzone, Pietro Pittalis, assessore alla cultura di Lula, e Simonetta Ladu, assessore alla cultura di Sarule. Abbiamo voluto appositamente ritornare al femminile completamente, passando da Guerridoras, ma anche in tutti gli spettacoli che sono presenti nel festival. Sono 11 giorni di spettacoli, e questo Guerridoras non solo inteso come cernitrice, ma anche come donne combattive, non guerrigliere, ma combattive nel senso che quando credono in una cosa la portano avanti e lavorano sodo per farla andare avanti, perché non è stato facile sicuramente in questi 20 anni. Ci sono tanti spettacoli che parlano di queste donne combattive. Uno appunto sono le cernitrici che lavoravano pronumosse e pane dentro quelle miniere, lavoravano 14 ore al giorno, quelle bambine che lavoravano dentro quelle miniere e che si spaccavano le mani proprio pulendo il minerale. Ma sono combattive anche quelle donne, le oncoattrici dell'ospedale Businco di Cagliari, che hanno trovato il coraggio di fare teatro pur con tutti i loro problemi di salute, e quello spettacolo è un inno proprio alla vita. È combattiva Rossella Fa quando parla della vecchiaia delle donne, che è diversa da quella degli uomini, è molto più sofferta forse, no? Sono combattive le donne della Piazza de Maio, di Gente come uno, come di Alma Rosé. È un filo appunto che abbiamo voluto proprio dedicare completamente alla donna quest'anno, al fatto che la donna riesce comunque, nonostante le difficoltà, sempre a creare intorno a lei non solo cultura ma anche bellezza, emozioni e voglia comunque di lasciare un segno nella propria esistenza.